Buongiorno a tutti, benvenuti in questo quarto ed ultimo episodio dell'unboxing di un grande lotto di 160 vinili, ok? Quindi oggi è 10 ottobre 2024, sono le 10:36 minuti di questa mattina, un po' il tempo non è molto chiaro, sembra che dovrebbe piovere, però ancora non piove qui a Roma, fa fresco, devo dire la verità, infatti non si può uscire più con la maglietta a maniche corte che io metto solo per le live, quest'oretta che passo insieme a voi e poi praticamente bisogna uscire con le maniche lunghe perché diciamo il tempo non permette più di uscire con le maniche corte come facevamo quest'estate. L'autunno è proprio diciamo è inoltrato e poi piano piano si avvicinerà prima Halloween, poi Natale e tutto continua, ok? Quindi benvenuti, per chi non ha visto gli altri 3 episodi, stiamo facendo l'unboxing di questo enorme pacco, praticamente di un enorme lotto di più di 160 vinili. Questo lotto è stato da me, diciamo, preso dal mio amico Max DJ77, che colgo l'occasione per salutare. Se volete, lui è sia qui su YouTube, adesso siamo in live su YouTube, Facebook e Twitch. Lui ha anche il suo bel canale YouTube, però è molto attivo su TikTok, dove ha più di 800.000 follower. Quindi se vi va, andate a mettere un follow su TikTok al nostro amico Max DJ77. Qui dietro vedete i 3 lotti, vedete 1, 2 e 3, eccoli qui, i 3 lotti che noi già abbiamo visto negli episodi precedenti, quindi se volete vedere i vinili compresi, diciamo, in questi primi, diciamo, diciamo, in questi 3 gruppi di vinili, allora potete andare a vedere i vecchi video di ieri, dell'altro ieri, ok? Mentre invece oggi dobbiamo fare gli ultimi, che sono quelli contenuti in questa scatola, ok? Vediamo un po' che mi scrivono, un attimo, solo devo leggere un attimino, ok? Ok, allora, bando alle ciance, prendiamo come sempre un gruppetto di vinili, ce lo portiamo qua. Oh, tra l'altro lì ho letto un titolo, mi sa che è molto molto bello, quello che si vede lì giallo, questo qui è un titolo giallo, questo è un bel titolo, però lo vediamo dopo, ok? Allora, vediamo prima questo, vediamo prima questo. Keep on Jamming. Questo è il brano con cui, diciamo, Stefano Secchi diciamo, divenne famoso, e infatti è Secchi featuring Orlando Johnson. Keep on Jamming, Keep on Jamming. Questo è un brano veramente veramente bello. Questo ovviamente la copertina è molto molto rovinata, non penso di riuscire a recuperarla, magari gli do solo un po' di nero, basta, cioè non si recupera questa copertina. Ok, vediamo il disco dentro. Secchi featuring Orlando Johnson, sì, va bene. Willy, buongiorno, salutiamo il mio amico Willy che ci segue sempre, no, questo così non ci va. Allora, andiamo a vedere che è successo qui. Allora, qua l'unica cosa che posso fare è incollare la copertina, ma più di questo non posso fare. Comunque, Secchi featuring Orlando Johnson, questo è Keep on Jamming, almeno a memoria mia, questo è uno dei primissimi dischi di Stefano Secchi, con diciamo l'aiuto di Orlando Johnson, che ebbe un grandissimo successo. Io questo brano ce l'ho, ho una copertina diversa, quindi ci avrò sicuramente un'altra versione, ma c'era questo simbolo, non mi ricordo se era il colore diverso o era proprio diversa la copertina. In ogni caso
l'ho usato tantissimo questo disco quando facevo il DJ negli anni 90, primissimi anni 90, qui. Salutiamo il nostro amico Max DJ77 che si è unito, mentre Willy ci segue da Facebook, Max DJ77 ci segue da YouTube. Quindi adesso potete anche cliccare sul suo nick e andare a mettere il follow direttamente dalla chat, diciamo. Ok? Oh, vediamo un'altra volta una copertina di Vision Records. Ieri e l'altro ieri ne abbiamo viste diverse. Questa è stampata, questa non è un adesivo, quindi non è una copertina generica, assolutamente. Qui c'è il bollino SIAE e questa è The Beach Hotel, Do You Wanna Dance? Questa pure era molto molto bella, anche se mi sembra che questa è dopo il 1995. Quindi, allora, noi andiamo come sempre. Io adesso ogni tanto vado a vedere di che anno sono, diciamo, alcuni brani. Quindi voglio vedere questo di quando è. Allora, Do You Wanna Dance? Questo è del 2003, come vi ho detto non mi risultava e quindi è del 2003. Questo è The Beach Hotel, Do You Wanna Dance? Do You Wanna Dance? Vedete? Vi faccio vedere magari il centrino anche. Questo è il centrino, The Beach Hotel, Do You Wanna Dance? E poi vi faccio vedere qui bene. Eccolo. Magari lo metto così. E ci sono tre versioni, una al lato A, vedete A1, e poi due versioni al lato B, B1, B2. Quindi questo ha scavalcato l'anno 2000. Andiamo avanti. Oh, questo è un altro Rise Rack. Rise Rack ne abbiamo visti diversi l'altra volta, ieri e l'altro ieri. Oh, in questo caso se faccio riflettere, vedete, si vede in rilievo la scritta Rise Rack, ok? Questo è Do Love, The Pot Crazy Man, The Pot Crazy Man. Anche questo mi sembra che sia successivo all'anno 2000. Vediamo un po', Crazy Man, eccolo qui. Questo è del 2005, come vedete non mi sbaglio. 2005 questo brano qui, del 2005. 2005, The Pot Crazy Man. The Pot Crazy Man. Qui c'è sempre il bollino SIAE. E tra l'altro Riserec, questo si riferisce, visto che la copertina è rossa, centrino è rosso, viene tutto richiamato, appunto la copertina è la sua originale. Ok? Andiamo avanti perché noi non ci fermiamo mai, non ci fermiamo mai, non ci fermiamo mai. Oh, questo è un Riserec, sempre. Questo è Soul Purpose Salsa House, sempre Riserec, però in questo caso la copertina è generica. Adesso vediamo se c'è un'altra copertina che è avanzata tra quelle altre con scritto Riserec e magari ce la cambio. Infatti questo adesso lo metto qua. Allora vi ho detto, questo sarà sempre di quegli anni là, 2000, tra il 2000 e il 2005. Soul Purpose Salsa House. Questa è quindi molta musica house, vedete, Soul Purpose, Riserec, Soul Purpose, Salsa House. Allora andiamo avanti e troviamo un altro vinile, sempre Riserec. Adesso mi sono imparato, vedete? Si legge benissimo Riserec, ok? Beh, un remix di Gigi D'Agostino, sì, ce n'ho diversi. Certo, c'è un DJ, Max DJ77, che ce n'ha più di me, di Gigi D'Agostino. Però ricordiamoci che Gigi D'Agostino è dopo 95. Quindi io, sì, mi piaceva tantissimo Gigi D'Agostino. Ho delle compilation sue sul CD che sono bellissime. Proprio. Quindi questo è Riserec. Andiamo a vedere. Soleil EP. Soleil EP, ve lo faccio vedere.
Soleil EP, vedete, Riserec. E come vedete in questo caso argento è la copertina, argento è il centrino, vedete? Quindi anche in questo caso copertina e centrino sono associati, perché il colore della copertina è uguale al colore del centrino, tutto quanto color argento. Questa Riserec mi piace, non è male come casa di distribuzione. Allora, vediamo un po'. Sì, questo lo mettiamo così. Allora, andiamo a vedere Sharam J Push Your Body. Push Your Body. Allora, questo è un adesivo. Questo è un adesivo, al tatto si sente. Tra l'altro la scritta è fatta per i ciechi. Sharam J. Pure questo è post 2000, post 95, post 1995. Vedete, questo è il simbolo dell'etichetta Ego. Etichetta Ego. Ok, andiamoci a togliere la curiosità e andiamo a vedere in 2 secondi quando è uscito. Allora, andiamo a vedere, eccolo qua, l'ho trovato, 2006, quindi addirittura è post 2005. Questo è del 2006 addirittura, 2006. Push Your Body di Sharam J, e questo è un vinile uscito. Tra l'altro mi dispiace che questo è un adesivo ed è stato attaccato da qua, che è la parte posteriore della copertina. La parte anteriore è questa, diciamo. Sarebbe stato meglio attaccarlo qui, però poi avrebbe coperto il logo della casa di distribuzione. E quindi che hanno fatto? L'hanno messo dietro. E vabbè, io faccio finta che questo è il davanti e questo è il dietro, non c'è problema. E vabbè. Ok, andiamo avanti, non ci fermiamo mai, non ci fermiamo mai. Bad Meets Evil, featuring Eminem e Royce. Scary Movies. Ma non lo so se questo c'ha a che vedere col film Scary Movie. Guardate, tra l'altro copertina associata, perché io adesso il disco è girato, ma se io lo giro correttamente, guardate che succede. Vedete il simbolo? Vedete? Continua, ok? E quindi sembra tutt'uno con il centrino. Vedete quando è importante anche la copertina di un vinile? E di qua stessa cosa, guardate un po'. Allora, di qua io questo ovviamente lo devo girare un pochettino perché i centrini non sono proprio perfettamente dritti il lato A col lato B, ok? E quindi anche in questo caso, come vedete, continua. Ok? Quindi questo abbiamo detto che è Bad Meets Evil, featuring Eminem e Royce, Scary Movies. Chissà se c'ha a che vedere con i film, eh? Scary Movie è stata una serie di film esileranti, diciamo, un po' da ridere, i film Scary Movie. Prendevano in giro un po' i film horror degli anni 90, fine anni 80, insomma, e quindi questo è, diciamo, Eminem e Royce, Scary Movies. Pure questo è un bel vinile. Oh, abbiamo trovato un'altra copertina Riserec, vedete? Argentata, però fa riferimento ovviamente a quello che c'è dentro. Questo è Team Deluxe, vedete c'è scritto Riserec. Less talk, more action. Quindi meno parole, più azione. Promotional copy limited edition. Bella questa, andiamo a vedere se la trovo, Team Deluxe, voglio vedere questa qua, limited edition, quindi allora vediamo se me lo trova. Let's talk, ecco, let's talk more action, eccolo qua.
l'ho trovato. Let's Talk More Action. Ok, 0 side 1 2, 1 side 1 2, club mix e promo mix, sì. Ok, e questa qui ed è del 2003, del 2003. Ci ho messo un attimo a trovarla perché essendo una promo copy questa è un po' più complicato, comunque l'ho trovata subito, del 2003. Quindi questo disco 2003, questo pure mi sembra, vediamo un po' che dice Discogs, Electronic House, sì, questo è un disco house, ok? Un disco... Poi li sentiremo perché guarda che sono bei vinili questi, eh. Aspettate che pure questo sta fuori dall'inner sleeve e lo voglio mettere dentro all'inner sleeve, ok? Fatto. Andiamo avanti. Oh, guardate qua che c'è. Allora, qui c'è un'etichetta che negli anni 90, diciamo, quasi se la comandava. È un'etichetta molto molto bella di musica, soprattutto underground, ma non solo underground. Ha fatto magliette, ha fatto felpe, ha fatto giacche, ha fatto di tutto, i panni per i giradischi. Allora, vi faccio vedere prima il suo simbolo, che è questo, e poi vi faccio vedere UMM, Underground Music Movement. Guardate, se riesce a mettere a fuoco, questo è da fare uno screen, eppure del bollino, cioè del logo. Allora, c'è da dire una cosa su questa etichetta, che diversi anni fa, era il 2018 mi sembra più o meno, io già facevo queste live facendo gli unboxing eccetera, erano, diciamo, il vinile era ritornato in auge e tanti DJ si sono rimessi con i loro giradischi anche dalle varie camerette, dalle sale hobby eccetera, a fare le live. Prima si è cominciato su YouTube, poi molti sono passati su Twitch, adesso praticamente parecchi stanno tutti su TikTok. E praticamente uno di questi DJ, adesso non mi ricordo chi era, infatti vorrei trovare perché glielo mandai, anche se glielo mandai tramite Telegram, mi chiese di riprodurre in alta definizione proprio questo logo senza scritto niente. Guardate che non è semplicissimo rifare questa cosa perché si trovava, ma la risoluzione era troppo bassa. Allora io l'ho presi diciamo, da un'immagine su internet e avrei potuto anche scansionare questo, che io ce ne ho diversi di dischi di questo qua, però l'ho voluto fare proprio io da zero e gliel'ho rifatto praticamente partendo da zero, praticamente tutto vettoriale, perché queste sono tutte forme geometriche, eh. Non pensate che queste sono tutte linee tracciate a caso, sono tutte forme geometriche, ok? Quindi ho ricostruito praticamente questo logo partendo appunto da una circonferenza, quella esterna, quella bella bold, c'è una bella circonferenza esterna bold e poi andando a rimettere tutti quanti, diciamo, tutti i poligoni, perché sono tutti poligoni, all'interno si è ricreata appunto questa, diciamo, questo logo, che alla fine è un logo, ok? Come on and get it, statement, c'è questo, sì, statement, come on and get it, sì, c'è questo dentro e calcolate che i dischi UMM erano tutti quanti molto molto belli, proprio underground, diciamo era un'etichetta molto seria sull'underground che poi non fece uscire solamente underground ma anche un po' di house, un po' diciamo musica molto molto bella, molto ricercata, diciamo da questo punto di vista. Allora, Crazy Noise, Station Stay Spoon. Questa non la conosco, sicuramente poi vediamo, c'è pure la copertina generica. Allora, vediamo se riusciamo a mettere a posto. Sì, a fuoco si mette benissimo. With You, Love Me. Beh, questa non la conosco, passiamo oltre, perché tanto non la conosco, non ho idea.
andiamo oltre, si apre da qui, ok, lo lasciamo così. Oh, Sucker DJ Eos on you everybody. Allora, questo è un adesivo attaccato su una copertina generica. Qui c'è il bollino SIAE, diciamo che corrisponde l'adesivo con l'etichetta, con il centrino, quindi la copertina è la sua. Sucker DJs Eyes on you everybody. The Eyes on you. Guardate un po' come è fatto questo. Everybody. Quindi sono due brani, uno si chiama Eyes on You e l'altro si chiama Everybody. Vedete? Quindi sono due brani e quindi qui corrisponde benissimo. Eyes on You and Everybody. Ok? Sucker DJs. Andiamo avanti. Andiamo avanti, non ci fermiamo mai. Questo è doppio. Sì. EMPM. EMPM. Ashley Tribal Space Mix. Rogers Underground Voice. Smooth Pump Mix. Super Mystery 8 AM. Vabbè. Questo non lo conosco. Ah, The Police li conosco. Limited Edition DJ Double Pack. Superlative Recordings Officially Certified. Guardate un po'. Allora. Ma io non riesco a capire. Vi faccio vedere qua quello che c'è qua. Ci stanno tutti sti mix e non capisco. Boh. Questo lo dovrò sentire perché anche questo non lo conosco. Non saccio. Questo non saccio, però vorrei provare a cercarlo. AM2.pm, ma questo è complicato per me cercarlo adesso perché AMPM etichetta, ok, The Police. The Police. The Police. Oh, è questo qua. Non ci so versi. È questo qua, vediamo un po'. Questo è del 1995 e si chiama proprio The Police. Voice Inside My Head. E so due vinili 33 giri. Boh, son niente. The Police, boh. Sono dei remix dei Police, boh. Questo poi dovrò vedere. 95. Oxid, Pornorama, Promo Copy. I'd Say Yes. Vediamo un po'. E di qua c'è il logo dell'etichetta, anche questa su copertina generica, su una inner sleeve. Questo Lee Cabrera Vocal Mix, Original Mix, Oxid, Luis Carver, ok? Allora andiamo qua, andiamo avanti. Ok, questa è Back to Basic Alpha Laila Walaila. Back to Basics. Vedete?
Allora, back to basics, dentro ovviamente corrisponde il vinile, bollino SIAE, eccolo qui, e qua in alto c'è il codice a barre, quindi copertina, ovviamente vabbè qui era stampato il titolo, quindi non era una copertina generica, assolutamente, perché qui c'è stampato il titolo e qui addirittura c'è attaccato il bollino SIAE. Ok, andiamo avanti, non ci fermiamo mai. Oh, Exir stereo. Allora, Exir stereo, questo non so che cosa sia, non ne ho idea. Ma X001. Questo praticamente è il primo disco di questa etichetta discografica, perché Exir e X001 è proprio il primo disco che ha stampato. Andiamo a informarci, vediamo perché sono curioso. Exir e X001. Right. Sì, dovrebbe essere questo. Allora, Exir si chiama Right Remix, number Right 6 alle 6, questo qua è del 1997, questo brano è del 1997, Exir, e si chiama Right, ok? Andiamo avanti. Live Element, Be Free, Moda Music Fashion. Allora, non era raro trovare, questa anche è un'etichetta, attaccata sul coso. Qui c'è il bollino SIAE. Allora, non era raro che le, diciamo, etichette discografiche, oltre ai vinili, distribuissero anche un po' di merchandising. Quindi, come ho detto, quello per la UMM, l'Underground Music Movement, vale anche per diverse altre etichette che, diciamo, per farsi conoscere più che altro, vendevano anche delle magliette, come ho detto io, diciamo, poi davano in omaggio presso i negozi di dischi un sacco di adesivi con i loro loghi, sempre per far conoscere il marchio. Qualche volta trovavi pure qualche penna, qualche cosa, quindi diciamo che questo fatto che ho scritto moda, music, fashion, mi ha fatto ritornare in mente questa cosa che volevo dirla. Non è solo la UMM che faceva, quella era una delle più famose che faceva tutti quanti negli anni 90, diciamo tutti insomma. Diciamo parecchia gente, parecchi DJ, parecchie si compravano le felpe UMM o quantomeno le magliette, il giubbotto con dietro soltanto il logo grande che vi ho fatto vedere. Era merchandising della stessa etichetta discografica, ok? Smiling People, Make Me Feel, ok? Smiling People, Make Me Feel. Anche questo è singolo, però è bello grosso come disco, ok, Smiling People, bollino SIAE attaccato direttamente qui c'è l'original mix, radio version, do re mi fab, e vi faccio vedere le versioni, vedete? Mazzoli, Occhi Pinti, Tranchina, Boagno. Smiling People, Make Me Feel, eccoci qua, Make Me Feel, ok? Siamo arrivati già a metà, sono passati mezz'ora e abbiamo l'ultimo blocco, ok, è un bel blocco, allora facciamo una cosa, questo è vuoto, lo mettiamo là, qua ci metto quelli che hanno bisogno di nota e qui ci metto tutti gli altri. Sicuramente mi tengo un attimo da parte Frankie Goes to Hollywood,
Welcome to the Pleasure Dome, cioè questo è un bellissimo disco, questo è stupendo. Questo è dei Frankie Goes to Hollywood e qui c'è pure il bollino SIAE, diciamo bello bello. Questo è un Mac Devil Mix, vediamo un po'. Frankie Goes to Hollywood, bello, questo deve essere molto bello. Non lo conosco questo remix in particolare, conosco molto bene Frankie Goes to Hollywood e infatti lo mettiamo qua. Frankie Goes to Hollywood, molto molto bello. Allora, Loose Heads Like This, così, no, così. E questo sta dentro una copertina totalmente trasparente che contiene ovviamente il bollino SIAE. Vi ripeto, queste copertine così trasparenti si utilizzavano spesso per i picture disc, ok? Un altro bel disco della Flying Records che negli anni 90 diciamo era l'etichetta che distribuiva tantissima musica. Questo è Paca One Kiss Angie Number One. Allora, Angie Number One, addirittura questo è archiviato e sull'etichetta c'è scritto pure Angie DJ 1993, e questo vedete Angie DJ pure attaccato, cioè il timbro di Angie DJ, ok? Io per quello che posso con i mezzi che ho a disposizione vi faccio vedere anche i centrini. Allora, quindi questo è Angie DJ Pacha, ok? Andiamo avanti. Allora, Addicted to Bass, guardate che copertina. Tra l'altro devo stare attento, questo è un basso, è un altoparlante che diciamo, con i filtri associati emette basse frequenze, ok? Quelli che in discoteca venivano messi a terra, mentre appesi c'erano tutti i tweeter che emettevano le alte frequenze, ok? E quindi poi magari in altre live vi spiegherò anche come venivano, diciamo, distribuiti gli altoparlanti in discoteca, le cosiddette casse, ok? Per dare un suono più avvolgente a chi stava in pista, ok? Perché pure lì niente è dato al caso, eh? Lì non è che compravano e buttavano così com'era, no. Poi ci stavano le casse spia per i DJ, diciamo che era tutto, diciamo, tutto organizzato per il meglio del pubblico, ok? Retest Record JRED A001 EP. Allora, Retest Record, e c'è scritto anche qui sulla copertina, e andiamo a vedere JRED 001 EP, però la mia telecamera non mette correttamente a fuoco, vabbè, in alcuni casi sì. Testpressing.it, quindi questo vuol dire che è dopo l'anno 2000 questo disco sicuramente, e infatti non lo conosco e non conosco neanche questa etichetta Retest. Boh. Andiamo avanti. Oh, qui mi vogliono sfidare di nuovo e c'è un vinile White Label. Quell'altro poi l'ho trovato che cosa era, quindi questo lo mettiamo qui perché ha bisogno di attenzioni. Quello nero l'ho trovato, ci ho messo una bella etichetta dentro. Oh, Rosalla, questo ce l'avevo anch'io. Are You Ready to Fly? Rosalla. Questa entrò in una DJ Parade, ci rimase pure per diverse settimane. Rosalla, Are You Ready to Fly? Questo è un bellissimo disco. Are You Ready to Fly? Rosalla. Bello, bello. Mazza. Rosalla. Oh, Soul System. Addirittura questo è doppio vinile, 1 e 2. Sì, tra l'altro stanno tutti e due fuori
Soul System, questo corrisponde. Questo è Gatefold. Ho rischiato che mi cascasse per terra. L'altra non c'è dei inner sleeve, vabbè, poi ce la metto. Allora, che robè, Soul System. It's gonna be a lovely day. It's gonna be a lovely day. Soul System, doppio vinile. E poi non solo, ma è Gatefold. Gatefold significa che si apre così al libretto. Vedete? Si chiude, un vinile sta di qua e un vinile sta di qua. Come vedete questo ce l'ha l'inner sleeve e questa no, poi ce la metto. Ok? Soul System 2 record set. It's gonna be a lovely day. It's gonna be a lovely day. Bellissimo questa copertina, versione Gatefold. Chiudiamo e andiamo. Allora, si va avanti, anche questo è doppio, e la miseria. Sì, anche questo è doppio. No, sì, sono due dischi. Minchia. Va bene, sono due dischi. Questo è Steve Angello, Acid Euro, Subliminal Records. Questa non è Gatefold, dentro ci sono due vinili, come vedete, due vinili Subliminal Records, sì. Steve Angello, Acid Euro. Ok, di qua non ve la faccio neanche vedere perché praticamente non c'è niente. Questa è un'etichetta, come vedete, che viene strappata per aprire il vinile. Ok? All for You di Janet. All for You di Janet. Bello anche questa copertina, molto bella. Qui bisognerà metterci un inner sleeve. Devo comprare un po' di inner sleeve. Frov Breatein di Jesi. Questo è un altro white label, vedete? Ed è tutto scritto a penna. Vediamo di qua. Lo avviciniamo parecchio. C'è un codice a barre, Tra l'altro si legge pure Universal. Vediamo se lo mette a fuoco. Ma che mette a fuoco? Perché non metti a fuoco? Dovrebbe mettere a fuoco tranquillamente a sta distanza. Ecco. Ok. Ok. Breatin. Scrivetelo più piccolo, mi raccomando, così uno in discoteca quando deve trovare un disco che già è tutto buio. È vero, io non ci vedo più perché ho 50 anni, però questa è un'altra Black Label. Vedete, Black Label sia da un lato che dall'altro, il centrino è completamente nero. Vediamo se corrisponde a questo Basket New Economy EP. Another One Incredible Genius. Addirittura i numeri da telefono qua, vabbè. Ok, andiamo avanti. Oh, questo che è un LP? Kilie. Guardate pure questo, centrino. Non c'è niente, pure qua c'è raffigurato e poi c'è qua. Kylie Minogue potrebbe essere. Love at First Sight. Remixed by Scumming, Roof and Jam and Kid Creme. Guardate quanto è piccola quell'etichetta. Pollice. Vedete? Col pollice la copro tutta. Vediamo un po' se riesce a mettere a fuoco pure sto bollino. Che tanto questo è quello suo originale, ma de che?
sta telecamera mette a fuoco quando gli pare, ma fa niente. Bello pure questo, però questo lo metto tra quelli che devo vedere. Ho Superman, Holy Ghost, guardate che bella sta copertina, tutta disegnata. Holy Ghost, Superman, Holy Ghost. Time Records, quindi questo deve essere un bel disco, non me lo ricordo, ma deve essere un bel disco. Plateau Royale Disco Night. Ah, sta scritto di qua che vi faccio vedere. 135 Extended Club Mix, 135 Club Mix. Di qua invece, vabbè, questo è il retro. Allora, andiamo avanti, così arriviamo alla fine. Children of Doom. Primal Round Mix, Ethnic Mix, vabbè. Comunque come vedete, allora voi dalla telecamera non so se rende, il colore verde del... questo sembra, sembra un grigio qui sulla telecamera, ma è verde un po' più scuro rispetto a questo, è un verde come queste righe qua, vedete? Un po' si vede che il colore è uguale alle righe, cioè è lo stesso identico colore di queste righe, ok? Quindi facevano pure un po' di copertine pur dovendole fare un po' generiche. Questa tra l'altro è un'etichetta attaccata qui, quindi diciamo pure le etichette generiche venivano associate ai centrini, si mettevano d'accordo. Oh, voi sapete che io sono molto affezionato a questa etichetta Nightlight Record, guardate, e questo è Asuna, sicuramente sarà underground questa. Asuna Welcome to the Music Original Mix. Asuna, vediamo un po' se c'è questo dentro, penso di sì. Eh sì, Asuna, sì sì. C'ho tanto tanto da ascoltare, tanta musica da ascoltare, sicuramente. Ore e ore di musica. Lavania, la brisa del mar. Guardate già come facevano i trasparenze, una fotografia in trasparenza su una foto del mare. Noi diamo tutto per scontato perché al giorno d'oggi col computer si può fare tutto, ma all'epoca i computer mica erano questi. Negli anni 90 avevamo l'Amiga, i primi 486, i primissimi Pentium, ma calcolate che Windows 95, primo sistema operativo a finestra della Microsoft, uscì nel 1995, tra l'altro seconda metà del 95. Ok? Allora, vediamo se questo corrisponde. Club Station I Got Feeling. Sì, mi sembra di sì perché vedete il simbolo. Club Station I Got a Feeling. Vabbè, di qua poi sul centrino c'è proprio il simbolo, questo qua. Ok, questo è Mamo Records. Mamo Records. Vedete? Anche qua sta scritto Mamo. Mamo Records, Mamo Records. Questo pure non ho idea che cosa sia, ma sicuramente è un disco di underground. Andiamo avanti. Qui tutto scritto a penna col pennarello. Rollerblade, New Vocal Version by Pasta Boys. Vediamo di qua. Può essere PB, qua c'è scritto Pasta Boys. Tra l'altro è scritto qui test. Vedete? Se riuscisse a mettere a fuoco, lì c'è scritto test. Test pressing, quindi questo è il famoso test pressing. Te lo metto qua perché questo è sempre una white label. Oh, Carol Bailey, Dreams, questa pure è underground. Carol Bailey, Dreams, questa la conosco. Carol Bailey, Dreams. Safari Duo, Sweet Freedom, Sweet Freedom,
ecco le varie versioni che ci sono, scritte abbastanza grandi che si possono leggere. Sweet Freedom, Italian Megamix, eccetera. Sweet Freedom Safari Duo. E poi l'ultimo, Moda Records, Nothing Else to Protect, to Project. Nothing Else Project, Latin Tango più Adventures, distribuito da Moda Records, Moda Records. Vedete, Moda Music Fashion, questo è il logo. Moda Music Fashion, eccolo qua. Oh, quindi abbiamo un sacco di musica nuova, un sacco di musica da aggiungere ai miei tanti vinili. Ringrazio tantissimo Max DJ perché ci ho trovato un bel po' di roba interessante. Come vedete adesso qui abbiamo 1, 2, 3, 4 pile di vinili, 4 blocchi da un unico lotto, 4 blocchi di vinili tutti da archiviare, e io ho visto che dedicandomici pure parecchio, più di 20-25 al giorno non ne riesco ad archiviare, quindi ci metterò parecchio tempo, c'è parecchio lavoro qua, parecchio lavoro. Allora, che dire, abbiamo visto anche come quando ho fatto l'unboxing dell'amico Massimiliano Max, non Max DJ, un altro Max, un altro mio amico, che trovate sempre l'unboxing sempre qui sui miei canali, sul mio canale YouTube, lo trovate qui il video, in cui c'erano tantissime copie omaggio lì in mezzo al lotto di Massimiliano. E praticamente in questo caso invece abbiamo visto tante white label, tante altre etichette di distribuzione, diciamo ogni lotto di dischi dentro, proprio perché sono tanti e tutti diversi, ci permette di imparare qualcosa di nuovo su quello che è la distribuzione, o anche diciamo di come venivano stampati o distribuiti o venduti o dati alle radio, alle discoteche questi vinili. Calcolate che il mondo del vinile, andate a visitare www.ilmondodelvinile.it, è enorme, ed è proprio questa sua maestosità, cioè ne hanno prodotti talmente tanti che ne ha decretato il ritorno. Ok, era già il 2015-2016 quando già da MediaWorld si rivedevano i primi vinili, poi ci fu una rinascita delle case che producevano, diciamo, il supporto principale, che è il giradischi, il piatto, i DJ li chiamano i piatti, il giradischi è il mezzo con cui possono essere ascoltati questi vinili, e già la Pioneer, l'Audio-Tecnica, la Technics hanno ricominciato a produrre, a mettere in moto, diciamo, la catena di produzione di questi apparecchi che sono così importanti. Poi c'è chi come me è affezionato a quelli degli anni 80 che ancora funzionano, quindi io mi sono risistemato i miei di giradischi, ne ho 8, di cui 4 sono a trazione diretta, no 5 sono a trazione diretta e 3 sono a trazione a cinghia. Preferisco quelle a trazione diretta, però questo poi è un discorso che potremmo affrontare separatamente da una live dedicata ai vinili. In quel caso dedicheremmo una live ai giradischi, ma a parte che se cercate su YouTube ci sono tanta gente più valida e più informata di me, che può spiegarvi i punti di forza e le debolezze di ognuna delle due tipologie di giradischi. Poi vennero prodotti dei giradischi con la trazione a puleggia, vabbè, ma quelli ne furono proprio pochi, in cui il motorino era attaccato tramite una puleggia al piatto, ma ne vennero prodotti talmente pochi, diciamo che rimangono le due tecnologie, trazione a cinghia e trazione diretta. Tra l'altro la Technics ha la sua bella trazione diretta senza nessun motorino, quindi motorless, perché il piatto ha il magnete, un magnete permanente, cioè proprio
sul piatto che pesa tantissimo quando uno lo stacca dal giradischi. E poi invece ci sono tutti gli elettromagneti che si accendono alternativamente uno dopo l'altro per decretare la rotazione e quello secondo me è la cosa, secondo me è la migliore che si potessero inventare. Poi ci sono quelli a trazione diretta dove il motorino è messo direttamente sul perno centrale e quindi fa girare tutto quanto. Ci sono quelli a trazione diretta senza cinghia con l'aiuto di diciamo la ruota dentata che sta intorno al giradischi, e il motorino c'ha una ruota dentata sopra, gira e quindi è attaccato direttamente al piatto che gira tramite diciamo un ingranaggio. Si può definire, uno sta sul motorino e uno è l'ingranaggio stesso che sta sul piatto che gira. Ci sono diverse tecnologie, io non mi sento di dire qual è la migliore. Ci sarebbe tanto da parlare anche su questo, perché anche questo è importante: testina, puntina e conchiglia in italiano, shell in inglese, ok? Quindi le testine, le puntine e le shell, quindi le conchiglie, sono un altro punto di forza di un giradischi. Il punto di forza può anche essere il braccetto, se è di plasticaccia che non vale niente, ci fate poco. Ci sono in giro tanti giradischi che fanno un po' tutto e quelli hanno le puntine che non hanno neanche lo standard, si chiama SME, lo standard di attacco, e quindi diciamo sono cambiate le puntine solo sopra, e quei braccetti sono talmente leggeri che non permettono poi un ascolto, perché la puntina deve avere, anzi bisognerebbe acquistare anche su Amazon, si trovano a meno di 10 euro le bilancine per andare a settare correttamente il peso del braccio sulla puntina, perché con il peso ottimale tra testina e puntina sul vinile si ha l'ascolto ottimale, quindi con il minimo fruscio, c'è un rapporto, si chiama rapporto segnale-rumore, quindi minimo fruscio e massimo segnale, e quindi quello si ottiene soltanto andando a registrare diciamo, il braccetto in modo ottimale. Quindi ci sono anche delle dime in giro che potete stampare anche con le stampanti di casa, per poi allineare correttamente il piatto, allineare la puntina deve stare a una certa distanza se avete una conchiglia regolabile avanti e dietro. Diciamo ci sono delle accortezze da prendere per diciamo, settare correttamente un giradischi, un piatto. E i DJ non gliene fregava niente, basta che non saltava la puntina, va benissimo, se si divertivano pure ad alleggerire o ad appesantire la puntina senza neanche sapere quanti grammi dovevano essere applicati alla puntina per fare in modo che il suono esca nella modalità migliore, insomma. Ok? Detto questo, abbiamo fatto un altri 50, sono 55 minuti di live in questo momento. Sono le ore 11:29 di questo giovedì, oggi è giovedì 10 ottobre 2024, quindi diciamo che in 4 giorni siamo riusciti, in 4 giorni consecutivi, io non riesco mai a fare 4 live consecutive, quindi ci sono riuscito questa volta. Vediamo se queste 4 live consecutive non facciano sì che io continui con queste live magari la mattina, un'oretta, e cominci a fare tutti gli sfogliamo insieme e ci andiamo a sfogliare e a recuperare tutte le riviste che io ho arretrate, di cui bisogna fare lo sfogliamo insieme. Ok? Detto questo, ringrazio nuovamente Max DJ77, vi invito a visitare diciamo, i miei siti, che sono www.classe74.it, che è il principale, quello da cui potete accedere poi a tutti gli altri. L'ultimo nato, che però è di un paio d'anni fa, quindi non è proprio nuovissimo, è magliettevintage.it, ok? Quindi andate a visitare magliettevintage.it se siete appassionati di magliette. Era mia intenzione metterci anche le felpe, ma visto che viene visitato talmente poco, per adesso lo lascio così. Se vedo che aumentano le visite al sito, allora sì, magari ci aggiungo le felpe e ci aggiungo anche altri, diciamo, altre magliette, quindi altri disegni che si possono trovare sulle magliette. Andate a visitare anche legolando.it se siete appassionati di Lego, date un'occhiata se siete appassionati di Star Wars, della galassia lontana lontana, andate su starwarsstore.it.
Se siete appassionati, se state vedendo questa live sicuramente siete appassionati di musica, andate su renijstore.it, scritto RENYJAY Store, STORE.it, quindi Renij Store, ci trovate amplificatori, casse, attive, passive, giradischi, console e che più ne ha più ne metta, c'è un po' di tutto, ci sono i microfoni, ci sono le cuffie, c'è tanto materiale. Io non vendo nulla, tutto quel materiale che trovate sui siti, sui miei siti, è in vendita su Amazon, quindi è Amazon che lo vende, io no, non mi dovete dare a me né nome utente né password, non mi dovete dare niente a me, non mi dovete fare bonifici, non mi dovete niente, assolutamente niente. A me l'unica cosa è che andate ad acquistare tramite i miei siti, perché io vi ho messo in ordine un po' tutto quel bazar che sta su Amazon, ok? Quello era l'unico scopo dei miei siti e spero che vi piacciono, ok? Questo è quanto, io vi auguro una buonissima giornata, diciamo anche sono le 11:30, adesso io farò una merenda, quindi buona merenda a tutti per quelli che faranno come me un'ottima merenda, ok? Ringrazio sempre tutti quanti quelli che vedranno in differita questo video, anche perché vuol dire che anche in differita i miei video possano trovare, diciamo, il piacere del pubblico, ok? Detto questo, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima live, che a questo punto non so se riuscirò a farla domani o se ci vedremo direttamente alla prossima settimana, ok? Io vorrei portare avanti lo sfogliamo insieme. Fatemi sapere nei commenti se vi va, se volete lo sfogliamo insieme, se volete un po' la mia storia, se volete che parli di retro computing, di computer. Io mi intendo parecchio di retro computing, vi posso parlare di come erano gestiti negli anni, fine anni 90, primi anni 2000 venivano gestiti i server, come sono nate le reti wifi, diciamo come è nato questo strumento che tutti utilizziamo giornalmente, che è internet, perché io vengo dagli vecchi adattatori telematici, io mi connettevo col Commodore 64 al Videotel, quindi diciamo ho una conoscenza, tutte le linee che abbiamo dovuto inventare per arrivare alle linee in fibre ottiche di oggi, diciamo, ditemi voi quello che vi piacerebbe. Io mi intendo anche un po', anche se la memoria se ne sta piano piano andando, di fumetti, cartoni animati e chi più ne ha più ne metta. Potrei farvi vedere dei retro fumetti, anche magari solo le copertine, parlare di queste collezioni che io ho degli anni 90, primissimi anni 2000, in cui diciamo si collezionava un po' di tutto. Poi se volete parlare pure di CD, DVD, un po' meno Blu-ray, perché ho qualche Blu-ray 3D, ma niente di che. Fatemi sapere voi, dai, io sono nelle vostre mani, avete l'area commenti aperta, fatevi sapere voi tramite i commenti, ok? Grazie mille di nuovo, buona giornata, buon pomeriggio a tutti e buon proseguimento.